A livello mondiale l'Italia contende al Giappone il record di invecchiamento, 165 persone di 65 anni e più ogni 100 giovani con meno di 15 anni al 1 gennaio 2017. Gli scenari previsivi indicano con un'elevata probabilità che la popolazione residente al 2050 risulterà inferiore a quella odierna, scendendo da 60,4 milioni al 1 gennaio 2019 a 60,3 milioni nel 2030. Negli anni successivi il calo sarebbe più accentuato, con una perdita complessiva di 2,2 milioni di residenti rispetto ad oggi. È quanto emerge dal rapporto annuale 2019 dell'Istat, che sottolinea come la popolazione in età attiva subirà un'intensa riduzione della forza lavoro potenziale. Dalla pluriennale partnership tra Alpi Tour e Europe Assistance nasce MyClinic. Creata dalla società assicurativa ed integrata nell'app del tour operator, facilita l'accesso all'assistenza sanitaria mentre si è in viaggio. Europe Assistance da 50 anni si occupa di prendersi cura delle persone, in particolare delle persone che viaggiano. Le persone che viaggiano hanno una preoccupazione particolare, che è quella della propria salute e la salute dei propri cari. Tipicamente le società di assistenza hanno fornito questo tipo di servizio telefonicamente. Però i tempi stanno cambiando, le persone sono abituate a nuove modalità di interazione. MyClinic va esattamente a rispondere a questo tipo di esigenza. Sostanzialmente è una piattaforma che io amo chiamare la salute in tasca, mette a disposizione consulti, videoconsulti, la possibilità di avere una cartella clinica tradotta in tutte le lingue del mondo, la possibilità di avere una soluzione di autodiagnosi prima ancora di contattare un medico. Quindi davvero la salute in tasca in una sola parola. Sono veramente fiero di poter offrire questa soluzione a tutti i clienti Alpi Tour. Soprattutto nei viaggi lontani dove è difficile accedere al medico, spesso ci sono medici ma parlano magari inglese o lingue locali, quindi questa diciamo così, la tecnologia ci permette di abbattere molte barriere culturali. Se poi un viaggiatore parte e viaggia con dei problemi di salute pregressi, può anche scaricare i propri dati medici nella web e nella banca dati di Europe Assistance, così che il medico che è interpellato via Skype possa accedere e sapere un po' la storia clinica del paziente. Utilitalia ha presentato a Roma una ricerca curata dal Center on Regulation in Europe sulla proprietà e la gestione del settore idrico. La federazione ha voluto alimentare il dibattito nazionale lasciando sullo sfondo un contesto d'analisi internazionale. La ricerca, curata dal professore Sean Ennis, evidenzia come l'assetto, sia questo a carattere pubblico o privato, non rappresenta l'aspetto più rilevante. Ciò che conta, spiegano Utilitalia Fondazione Utilitatis, è che il servizio sia efficiente per i cittadini, con standard di qualità elevati e omogenei in tutte le aree del Paese. Secondo lo studio, inoltre, una regolamentazione adeguata e indipendente svolge un ruolo chiave nella gestione del servizio, mentre la presenza di attori privati potrebbe aiutare a colmare il gap infrastrutturale incrementando il livello degli investimenti. È sicuramente un elemento di riflessione. Per la presentazione del suo volume Umanesimo industriale, Pirelli sceglie la cornice del Teatro Franco Parenti. Con questa pubblicazione l'azienda mostra ancora una volta lo strettissimo legame tra fare cultura e fare impresa che la caratterizza fin dalla sua nascita. È un legame non della Fondazione Pirelli, ma della Pirelli fin dalla sua fondazione. Un'attenzione internazionale ai processi culturali, se cultura è contemporaneamente scienza, ricerca, tecnologia e innovazione, e processi umanistici, umanesimo industriale appunto. Ripubblichiamo la rivista Pirelli in antologia non per fare una marcord, un'operazione nostalgia, ma per discutere oggi dell'attualità di un rapporto tra una grande impresa, tra il fare impresa e il fare cultura. Io credo che la memoria sia importante, con la memoria si costruisce il futuro, consci del proprio passato, che nella storia Pirelli è un passato di forte legame tra mondo della cultura e mondo delle imprese. Per avere un'impresa che duri nel tempo, la Pirelli è sopravvissuta a 3 secoli di storia, credo che sia fondamentale che ci sia un forte legame con la cultura.